Buongiorno, oggi ritorniamo in giro con Terra da Mare per questo progetto di raccontare la città, di raccontare Palermo anche da casa, perché ancora non possiamo uscire, e quindi facciamo questi tour virtuali da casa, online. Oggi l'appuntamento è alla cattedrale, ma non da quel lato che conosciamo, quel lato di via Vittorio Emanuele, del Cassaro, ma cominciamo dall'altro lato, da via dell'Incoronazione. Non so se conoscete quella via che costeggia la cattedrale. Io vi volevo fare notare due cose in quella via. Sono due cose molto simili, sono delle frecce blu che indicano un luogo ben particolare. E oggi partiamo alla scoperta di quello che indicano quelle frecce. Quelle frecce indicano un luogo ben particolare. Indicano verso Piazza Settangeli, quella piazzetta che dietro la cattedrale, con il retro della cattedrale, quel lato meraviglioso che è veramente bellissimo. Quelle frecce indicano un ricovero che stava là sotto la piazza, un ricovero e un rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale. Li chiamavano ricoveri all'epoca. Quel rifugio era molto famoso a Palermo negli anni 40, nel 43, quando la gente scappava dalle bombe durante i bombardamenti. Quel rifugio era là, sotto la villetta. Sotto quella villetta c'era questo rifugio famosissimo. È stato famoso anche per un altro fatto. Era famoso per la sua capacità di resistenza, aveva la fama di essere il più sicuro di tutti. Quel rifugio il 17 aprile del 43 è stato colpito da una bomba. La bomba cade sulla piazza, entra all'interno ed esplode. Immaginate una bomba che esplode dentro un rifugio. È terribile, la strage è terribile. Ufficialmente sono morte 30 persone. Ovviamente ci rendiamo conto che non è possibile 30 morti dentro un rifugio che era pieno di persone. Quel rifugio poteva contenere centinaia e centinaia di persone. Immaginate una bomba che esplode all'interno. Le autorità dell'epoca dichiarano questo numero ridicolo. Certo, siamo in un periodo particolare, le informazioni sono controllate dalla propaganda, non si deve dare nemmeno grandi informazioni, grandi risultati ai nemici, perché un bombardamento con tantissimi morti da un certo lato a un bombardamento che ha avuto successo, purtroppo è così, ma soprattutto non si deve sfiduciare la popolazione sull'utilità dei rifugi, perché questi rifugi erano pressoché inutili, erano forse soltanto palliativi contro la paura, ma niente di più, niente di meno. Infatti, io ho avuto la visita anche di esperti del nord Italia, esperti di rifugi, e quando sono scesi, per esempio sotto Piazza Pretoria, siamo scesi quei gradini, quando siamo arrivati giù mi hanno chiesto: ma già siamo arrivati? Sì, già siamo arrivati, sì, perché i rifugi a Palermo erano soltanto qualche metro, al massimo qualche metro sotto la superficie del suolo. Quindi quando cadono le bombe sopra, forano i rifugi, entrano all'interno ed esplodono. Poi c'è un'evoluzione tecnologica della morte durante la seconda guerra mondiale. Vi ricordo che finisce con Hiroshima e Nagasaki. A Palermo non cadono bombe nucleari, ma cadono anche bombe grosse. I rifugi erano previsti per bombe da 100 kg, quasi bombe piccole, per bombe che erano buone negli anni 20, negli anni 30, ma negli anni 40 durante la seconda guerra mondiale c'è questa evoluzione crescendo della distruzione, quindi non resistono alle bombe. Il rifugio di Piazza Settangeli, dicevo, aveva la fama di essere il più sicuro di tutti, quindi quando suonava l'allarme la gente correva verso quel rifugio perché pensavano che era più sicuro degli altri. Il 17 aprile del 43, quando è stato colpito, è stato terribile. Molti dei nostri familiari ancora se lo ricordano quel giorno terribile, ricordano quella piazza per quello che è successo. Ogni anno, infatti, noi ci diamo appuntamento a Piazza Settangeli, ma non il 17 aprile, il 9 maggio. Così riusciamo a ricordare due eventi terribili a Palermo. Il 17 aprile, Piazza Settangeli, quindi ricordiamo il luogo, ma lo facciamo il 9 maggio. Così ricordiamo un'altra data che è terribile, di cui vi parlerò in un ulteriore video, il giorno del primo bombardamento a tappeto sull'Italia. Un bombardamento terribile. La gente racconta che quel giorno si è oscurato il cielo dall'invio degli apparecchi.
La commemorazione organizzata ogni anno dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con la partecipazione dell'autorità militare, delle autorità civili, è un momento veramente molto particolare, perché tra i membri dell'associazione ci sono persone che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, che sono state ferite dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. L'associazione ha per missione di non dimenticare quei momenti tragici e anche di tutelare i feriti, le vittime delle bombe della Seconda Guerra Mondiale. E la cosa terribile che ancora adesso fanno nuovi membri. Noi siamo stati abituati a vivere un mondo in pace, ma sapete che la Seconda Guerra Mondiale fa ancora delle vittime oggi. Le generazioni precedenti alla mia, quando andavano a scuola, hanno avuto campagne di sensibilizzazione con queste locandine che forse alcuni ricorderanno, quelle locandine di non toccare determinati oggetti che erano bombe che ritrovavano. Ma dovete sapere una cosa, ancora oggi si trovano 60.000 ordini inesplosi della Seconda Guerra Mondiale e questi ordini e queste bombe ancora oggi fanno vittime. Mi raccomando, stiamo a casa, facciamo il giardino, queste cose, ma se trovate oggetti strani dentro il vostro giardino, state attenti, perché possono essere bombe della Seconda Guerra Mondiale. Piccolo scherzetto per i miei colleghi, eh? A loro non piacciono i miei quadretti, quindi uno l'ho cambiato. Non so se si sono accorti, eh? Vedremo.